L'impegno di 3 comunità divise sì dal fiume Iudrio, quelle di Brazzano e San Rocco, tal Friul Imperial, dunque di là dal Clap, e Visinale, tal Friul Regnicul, di cá dal Clap, per ridare alla plurisecolare chiesa di San Giorgio, in cima al colle di Brazzano, un degno altare. Poi, se ci mettiamo la volontà cristiana delle suore di Cavallino Treporti, il gioco è fatto. Questa mattina la posa del nuovo altare in marmo con la sua inaugurazione ufficiale nella Santa Messa in programma nella chiesa il prossimo 26 luglio. La soddisfazione espressa dall'ideatore e mente pensante del progetto Eugenio Genio Buteghe per i non addetti ai lavori. Abbiamo avuto molta soddisfazione di fare un'opera che rimanga nel tempo. Tutti i paesani qua, tutti gli amici, volentieri abbiamo collaborato per questa riuscita. Ecco, questo altare arriva da Cavallino Treporti, no? Sì, arriva da Cavallino Treporti, che erano delle suore che avevano una colonia, hanno dismesso la colonia e avevano un altare in questa cappella e volevano donarlo a una chiesa, e noi qua di Brazzano e Visinale siamo, come si dice, abbiamo subito preso la palla al balzo e abbiamo subito avuto l'occasione per... Presente alla cerimonia anche il sindaco di Corno di Rosazzo, fuori comune, Daniele Moschioni. Ma sicuramente la comunità di Visinale in questo caso, che è nel mio comune, è una comunità molto vicina, molto attenta. È bello anche vedere questa fraternanza, diciamo, fra Brezzano e la comunità di Visinale. Hanno fatto un bellissimo gesto, secondo me, perché questa è una chiesa stupenda. È la prima volta che entro nonostante abiti a pochi chilometri da qui. Quindi diciamo che è una giornata particolare, splendida, anche donata da questo bel sole. È veramente un applauso, un complimento a tutte queste persone che, come dicevano prima, hanno mantenuto aperta sempre questa chiesa, ma soprattutto hanno donato questo altare che merita il luogo dove si trova adesso. Presidente, anche quest'anno comunque è andata bene, no? Sì, a parte il tempo che abbiamo avuto un po' di pioggia, 10 squadre ci sono, comunque nonostante tutto noi pensiamo sempre di fare un grande successo, perché spero che questa iniziativa, non questa sola iniziativa, questo memorial... Un momento particolare anche per ritrovarsi fra amici, non solo. Giusto, e soprattutto per tirare fuori i giovani, per creare nuovi donatori di sangue, perché al giorno d'oggi, come abbiamo sentito in giro e soprattutto qua anche in Friuli Giulia, abbiamo carenza di sangue, quindi dobbiamo dire a tutti i donatori: chi può vada a donare. Ringrazio tutte le squadre che hanno partecipato, ringrazio il nostro comune, tutte le associazioni che ci hanno dato una mano per organizzare questa grande festa. Insomma, alla fine il divertimento vince, dai. Sì, sicuramente sì, l'importante è divertirsi e andare a donare sangue. E siete già operativi per il prossimo anno? Sicuramente sì.
serata, no? Per cominciare una bella serata. Beh, speriamo che siano tutti contenti. Il nostro intento è sempre quello di proporre alta qualità, abbinata da gusti originali, ricercati, e questa sera infatti abbiamo chiamato un grande esperto locale e produttore che è Fabrizio Gallo. Allora andiamo a sentire da Fabrizio Gallo cosa ne pensa dopo aver assaggiato non solo a livello reale ma anche a livello virtuale questo locale. Assolutamente, prima di tutto un saluto che mi sembra doveroso da Alessandro e un ringraziamento per avermi invitato a questa bellissima serata. Confidiamo che il tempo ci permetta adesso di continuare nel migliore dei modi, ma il senso di queste serate è molto importante perché fa capire il connubio che c'è tra la cucina di alta classe, quindi con la ricerca delle materie prime, la selezione, la cura della preparazione delle materie, abbinata ai vini di qualità. Il Friuli Venezia Giulia è un territorio che esprime in qualsiasi sua zona alto livello su tutte le varietà che produce, e quindi la migliore espressione, il miglior modo per esprimere quest'alta cucina, abbinamento, è proprio trovarci in queste occasioni e assaggiare e far assaggiare alle persone cosa può offrire il Friuli Venezia Giulia. Beh, più di così cosa bisogna aggiungere? Cin cin a tutti e buon divertimento. E soprattutto tanti auguri Claudia. Facciamo un bel applauso a Claudia che oggi compie gli anni. Eccola là. Girati e saluta tutti. Tutti gli anni, è già compiuta. Ciao.